Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, bentrovati. Saluto innanzitutto gli studenti presenti che invito fin da subito poi nel dibattito, se vogliono e se desiderano, a intervenire, ad approfittare di questa occasione. Saluto anche tutti coloro che sono qui presenti, quindi estendo il mio saluto anche ai non studenti, ai colleghi presenti. Il titolo di questo seminario è Wittgenstein e Turing e la natura del linguaggio. Secondo appuntamento, per me, lo ribadisco, è un vero onore, un vero piacere essere qui con il professor Luigi Peressinotto, che conosco da qualche decennio e da sempre, tutti noi l'abbiamo sempre considerato una vera autorità nel suo campo, come studioso di Wittgenstein e non solo, come filosofo del linguaggio noto a livello internazionale. Saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi aiutano costantemente nella realizzazione di questi incontri, in modo particolare il professor Damiano Cantone, che ha tenuto la sua relazione ieri e che naturalmente invito anche lui a intervenire e a partecipare in maniera dialogica anche poi nella fase di discussione. E ringrazio anche Sonia Lisco, la dottoressa Lisco, che collabora con noi da qualche anno, forse non è a tutti nota e quindi spendo qualche parola in più su di lei. Si occupa e si è occupata sia di Husserl, e quindi di fenomenologia, ma anche di Wittgenstein, quindi incrocia questi due autori. Ha appena pubblicato e curato un libro di inediti husserliani e le lascio la parola per la sua relazione introduttiva. Grazie Sonia. Prego. Grazie mille professor Taddio, grazie a voi per essere qui questo pomeriggio e ringrazio anche l'Università di Udine, il seminario e il collega Martino per l'organizzazione di questo incontro. Dunque, ieri abbiamo parlato di linguaggio, della natura del linguaggio, della opportunità o meno di parlare della natura del linguaggio. Per me è un grande piacere oggi spendere poche parole introduttive prima di lasciare la parola al professor Perissinotto, appunto punto di riferimento in Italia non solo per la filosofia di Wittgenstein e la filosofia del linguaggio in generale. Dunque, proviamo un attimo a tracciare una linea di continuità con quanto detto ieri per provare a porre la questione di cui vorremmo occuparci oggi, no? Quando abbiamo organizzato questo seminario, lo diceva ieri il professor Taddio opportunamente, ci siamo innanzitutto chiesti come fosse possibile parlare di linguaggio, quindi intanto proviamo a porre la questione sul linguaggio e poi osservare la differenza o i punti di contatto tra linguaggi naturali e linguaggi artificiali, e questo anche un po' c'è da chiedersi se da un punto di vista wittgensteiniano questa domanda sia articolabile o meno, lo vedremo dopo con il professore di sicuro. E uno dei punti fondamentali che è stato posto durante l'incontro di ieri è di natura prospettica, no? Per cui indagare la natura del linguaggio dal punto di vista wittgensteiniano sarebbe altamente problematico, come abbiamo detto, perché per Wittgenstein il linguaggio non è appunto oggetto di osservazione e di analisi, ma è più uno strumento attraverso cui fare filosofia. Perché i problemi filosofici, questo è un grande punto di contatto sia dal Tractatus alle ricerche, deriverebbero appunto da un cattivo uso del linguaggio. Lo scopo del filosofo sarebbe quindi quello di chiarificare l'utilizzo del linguaggio, di compiere appunto un'enorme operazione di chiarificazione. Ora, io vedo che anche oggi il titolo dell'intervento che il professore proporrà è leggermente modificato rispetto a quello che avevamo proposto in locandina, ma ecco perché l'idea che avevamo proposto noi era appunto Wittgenstein e Turing, mente, calcolo e intelligenza artificiale, quindi sì, sì, no, ma appunto
Ma perché faccio richiamo al titolo originale in realtà? Perché uno degli elementi secondo me interessanti è che mente posta in relazione a Turing, in relazione a Wittgenstein, il concetto di mente non è accompagnato da nessuna connotazione ulteriore, quindi non abbiamo specificato mente umana, ad esempio, no? Questo già in sé porta una problematicità implicita che forse varrebbe la pena di discutere. Questo perché la grande domanda intorno alla mente è sempre quella, no? Come mente siamo chiamati a pensare unicamente ad una mente che si appoggia su un substrato biologico umano incarnato, o è possibile replicare dei meccanismi tipici della mente, anche se come sappiamo bene c'è anche la grande domanda circa la differenza tra mente e cervello e la relazione tra i due, su altri dispositivi non umani, non incarnati, no? Quindi uno dei problemi fondamentali che riguarda il concetto di mente è proprio, se vogliamo, quello legato alla forma di vita, l'abbiamo accennato anche ieri in conclusione al nostro incontro. Ecco, chiedersi che cos'è la mente è quindi una domanda non solo recente che ci poniamo in continuazione in relazione alle intelligenze artificiali, ma così come il problema del linguaggio, come mostrava ieri molto chiaramente anche il professor Cantone, è una domanda originaria che affonda le radici nella storia della filosofia occidentale per come la conosciamo oggi, no? Già da Platone, Aristotele si parlava della mente come della serie della razionalità, ma pensiamo per esempio a Cartesio, alle meditazioni metafisiche del 1641, quando appunto Cartesio pone la differenza ontologica tra res cogitans e res extensa, no? Quindi tra materia pensante e materia fisica, e tra l'altro l'unica cosa di cui possiamo davvero essere certi senza dubbio è proprio la materia pensante, il celebre cogito ergo sum, no? Ecco, nel Novecento il problema della mente si complica ulteriormente, vengono posti diverse domande collaterali, ad esempio il problema difficile della coscienza, la possibilità di mappare o meno alcuni meccanismi nella loro totalità, alcuni meccanismi neurali, ad esempio sul concetto di mappa torneremo brevemente in questa veloce introduzione. Però ecco, si è cominciato a parlare sempre di più del rapporto tra mente e computazione. Ecco, qui la figura di Turing sicuramente gioca un ruolo fondamentale, no? Che cos'è la computazione? Detta in maniera molto semplice e non assolutamente esaustiva. Si tratta di, anche qui, un concetto estremamente affascinante perché essenzialmente collegato ad un'esigenza profondamente umana, e qui mutuo le parole del matematico Paolo Zellini, che è l'esigenza della semplificazione, se vogliamo, in qualche modo, no? Quindi della riduzione, dell'articolazione del pensiero alla sua forma concettuale. E dal punto di vista epistemologico, quindi dal punto di vista della teoria della conoscenza, la computazione rappresenta una modalità di conoscenza del mondo fondata su una rappresentazione formale che a sua volta si serve di un sistema simbolico che è il sistema binario. E anche qui l'eco a quello che dicevamo ieri sulla bivalenza proposizionale, no? Sul sistema proposizionale fondato esclusivamente su vero o falso. Ecco, il sistema computazionale, detto in maniera molto semplice, il sistema binario è composto per lo più appunto unicamente da due simboli, lo 0 e l'1, che costituiscono anche la base dell'informatica moderna, quindi 0-1, presente assente, vero falso, acceso spento. Il problema della computazione, soprattutto nel Novecento, si intreccia con un altro problema, che è quello della rappresentazione, secondo me. Ecco perché il concetto di mappa risulta estremamente affascinante quando pensiamo alla relazione tra mente e calcolo, no? Un esempio che mi è saltato in mente quando ho provato un po' a creare una costellazione tra questi concetti è quello del ingegnere, matematico e filosofo, quindi anche qui c'è un'affinità biografica con Wittgenstein, che è Alfred Korzybski, che nel 1931 pronuncia la frase "la mappa non è il territorio", no? Quindi in che modo, in che tipo di relazionalità sta la mappa, quindi la rappresentazione formale,
se vogliamo, di un territorio è la complessità del territorio stesso, fatto da scabrosità, superfici irregolari, complessità. E tra l'altro si tratta di diciamo, di un'urgenza concettuale che già anni prima, nel 1929, in ambito artistico, per esempio Magritte aveva espresso con la celebre "questa non è una pipa", no? Quindi l'immagine della pipa è la pipa, la rappresentazione della pipa in che relazione è con l'oggetto. Quindi nel Novecento, appunto, non solo il problema della mente diventa più complesso, ma anche il problema della rappresentazione assume una sua complessità e viene fortemente messo in discussione. Quindi la domanda sulla rappresentazione, sulla computazione genera a sua volta una domanda che ci poniamo continuamente quando parliamo di intelligenza artificiale, che è appunto: può la complessità del pensiero umano essere ridotta ad un algoritmo? Molto banalmente e in maniera estremamente semplice. Ecco, qui c'è un altro esempio che prendo dalla narrativa, non per pura suggestione, ma perché a volte la finzione letteraria anticipa delle cose in maniera secondo me molto efficace, che è la narrazione che Stanislav Lem, che forse si conosce per Solaris soprattutto, propone con un altro romanzo pubblicato nel 1981 che è Golem 14. Ecco, il Golem, in questo romanzo fantascientifico di Lem, è un'intelligenza artificiale progettata per scopi militari dal Pentagono, che a un certo punto naturalmente smette di rispondere ai compiti che gli erano stati assegnati in precedenza, ma soprattutto, cosa ancora più sconvolgente, si rifiuta di comunicare con gli esseri umani se non tramite delle conferenze pubbliche che tiene, perché ritiene che l'intelligenza umana sia troppo semplice, sia troppo elementare rispetto alla sua, non trova negli interlocutori umani degli interlocutori di interesse. E il punto qual è? Che quando noi ci poniamo il problema del rapporto tra computazione e pensiero, tra algoritmo e pensiero, siamo soliti rispondere: ma oltre all'algoritmo c'è di più, no? Il pensiero umano è più complesso, la dimensione incarnata ha una sua validità, ha un suo valore. Ecco, proprio questo è l'elemento che infastidisce il golem. Il golem dice: non riuscite voi esseri umani a prescindere dall'evidenza empirica. Il vostro pensiero non è in grado di sollevarsi, di astrarsi oltre l'evidenza empirica. In questo assomigliate molto alle scimmie, ad esempio. Quindi, in che misura questa semplificazione, ecco, è positiva, ma soprattutto necessaria per parlare di pensiero? A questo proposito Valéry dice una cosa molto bella, dice: tutto quello che è semplice è falso, ma tutto ciò che è complesso è inutilizzabile. Quindi sicuramente questa rappresentazione semplificata del pensiero, questa traduzione è falsa, ma al tempo stesso è utilizzabile, no? Quindi il golem individua proprio nella complessità che noi continuiamo a difendere strenuamente del pensiero umano un problema, un limite per l'intelligenza, perché l'intelligenza, per dirsi tale, deve partire dal sogno del volo, qui parafraso Lem in maniera molto goffa, e spiccare il volo, prenderlo, allontanarsi completamente dall'evidenza e svolgersi, evolversi in maniera totalmente libera. Quindi un'altra domanda che potremmo porci in apertura di questa giornata di riflessioni insieme è: cosa accade se la rappresentazione, se la semplificazione assume una sua autonomia rispetto all'oggetto che dovrebbe semplificare? Cosa accade banalmente se la mappa sopravvive al territorio? Quindi se ci troviamo di fronte ad una mappa che è pur necessaria per muoversi in un territorio, ma senza territorio, una mappa che a un certo punto non combacia più con il territorio di riferimento. Ecco, quindi muovendoci in questa tensione, probabilmente il pensiero di Wittgenstein può fornirci non delle alternative teoriche, per come anche lo stiamo affrontando in questi giorni, ma sicuramente una mossa chiarificatrice ulteriore. Quindi in che modo possiamo interpretare il pensiero, cosa significa pensare, cosa significa per una mente pensare, e se c'è la possibilità di immaginare altre menti oltre quella umana. Ecco, questo banalmente un po' per stuzzicare anche eventualmente la discussione successiva,
Io vi ringrazio ancora per la presenza, lascio quindi la parola al professor Perissinotto e vi auguro buon ascolto. Grazie Sonia. Allora sentiamo adesso la relazione del professor Luigi Perissinotto. Naturalmente, posto che esistano le rappresentazioni, io ho impiegato 20 anni per cercare di criticare questa nozione, sono proprio curioso anche di sapere qual è il pensiero di Luigi Perissinotto su questa nozione, ma poi magari di questo punto lo riprendiamo nel dibattito. Prego Luigi. Allora, vi dico brevemente quello che farò, molto semplice. Eh, primo punto, velocemente vi darò un po' qualche indicazione sullo stato del dibattito sui rapporti tra il pensiero di Wittgenstein e l'intelligenza artificiale. Poi, secondo punto, anche qui velocemente, un po' di filologia sui rapporti effettivi tra Wittgenstein e Turing e poi nella terza parte vi indicherò alcuni aspetti più teorici che dovrebbero portare un qualche elemento per una risposta alla domanda che molti si sono posti. Wittgenstein sarebbe stato così ferocemente contrario all'intelligenza artificiale come alcuni autori pensano, o in realtà ci sono elementi nel pensiero di Wittgenstein che possono indicare delle consonanze, delle possibilità, per così dire, addirittura di utilizzo di Wittgenstein nell'ambito del pensiero che riguarda l'intelligenza artificiale. Nessuna di queste cose sarà soddisfacente e esauriente, ma questo è il destino di chi non è artificialmente intelligente. Allora, primo punto, esiste una letteratura vastissima ormai sui rapporti tra Wittgenstein, quella che all'inizio quella che si chiamava cibernetica e poi il problema dell'intelligenza artificiale. La letteratura su Wittgenstein è vastissima, la letteratura sull'intelligenza artificiale è forse altrettanto vasta, l'intersezione tra le due ormai ha prodotto una bibliografia che, come spesso succede in molti ambiti, è quasi non padroneggiabile. Insomma, si scrive continuamente ed è difficile anche capire che cosa meriti di essere letto e che cosa meriti di essere lasciato, come dicevano Marx e Engels, alla critica roditrice dei topi. Tutti gli autori che si sono misurati su questo tema sono stati divisi da Carlo Penco, che è un filosofo del linguaggio che ha insegnato a lungo all'Università di Genova e che si è interessato di queste cose, in compatibilisti e incompatibilisti. Cioè gli incompatibilisti sono quelli che hanno sostenuto che c'è incompatibilità, per appunto incompatibilisti, tra il pensiero di Wittgenstein comunque interpretato e le teorie che stanno alla base dell'intelligenza artificiale, dei programmi di intelligenza artificiale. Forse l'incompatibilista più famoso è Dreyfus, che è autore di 2 volumi che hanno un titolo significativo, le macchine non possono pensare. Dreyfus pensa che le macchine non possano pensare, pensa che Wittgenstein la pensi come lui e quindi arruola anche Wittgenstein. Il grande riferimento di Dreyfus non è Wittgenstein, ma è la fenomenologia e Heidegger. Comunque arruola anche Wittgenstein nel campo di quelli che, per dirla un po' grezzamente, risponderebbero positivamente negativamente alla domanda: le macchine possono pensare? No.
Poi ci sono tutta una serie di autori che Penco chiama compatibilisti, che hanno cercato di mostrare come in realtà esiste tra il pensiero di Wittgenstein, comunque inteso, e il programma e i teorici dell'intelligenza artificiale, meno tensione, meno opposizione di quanto autori come Dreyfus abbiano pensato. O l'altro grande incompatibilista, forse più famoso di Dreyfus, è l'inventore dell'esperimento mentale della scatola cinese, cioè John Searle. John Searle non cita mai Wittgenstein, ma molti hanno ritenuto che quel tipo di argomento sia sostanzialmente wittgensteiniano. Quindi Dreyfus, perché avendo scritto libri col titolo Le macchine non possono pensare, ha il diritto di essere citato per primo tra gli incompatibilisti, e Searle. I compatibilisti sono molti, di vario grado, ed è interessante che molti compatibilisti siano stati tra i pionieri dell'intelligenza artificiale. La nozione di frame di Minsky, per esempio, deve esplicitamente molto a Wittgenstein, alla nozione di gioco linguistico e alla nozione di somiglianze di famiglia. Molti tratti teorici del programma della teoria di Winograd deve a Wittgenstein. È anche interessante notare che Margaret Masterman, che è meno nota degli autori che vi ho citato, ma ha dato importanti contributi a queste questioni, era stata un'allieva di Wittgenstein, era una degli studenti di Wittgenstein a cui Wittgenstein aveva dettato all'inizio degli anni 30 il libro blu. Quindi, diciamo, proviene direttamente dalla scuola wittgensteiniana. Qual è di solito l'obiezione che viene fatta? L'obiezione che viene fatta a questo modo di impostare il problema è in realtà sia i compatibilisti che gli incompatibilisti hanno presente la prima fase dell'intelligenza artificiale, cioè i primi programmi di intelligenza artificiale, e quindi in qualche modo è un dibattito datato, perché si riferisce a un momento che è stato ampiamente superato, mentre i contributi per quanto riguarda l'attuale programma di intelligenza artificiale hanno suscitato, anche per la vicinanza temporale è evidente, hanno prodotto meno letteratura e anche meno letteratura interessante. Quindi in qualche modo sarebbe un dibattito questo tra compatibilisti e incompatibilisti un po' datato e legato a delle contingenze storiche e a una fase iniziale dei programmi di intelligenza artificiale. Quindi si comincia adesso, perché spesso prima le cose accadono e poi si comincia a riflettere sulle cose, adesso anche con la grande moda e con la grande diffusione delle considerazioni sull'intelligenza artificiale, la letteratura su questa questione, che in questo caso è anche abbastanza marginale perché non cambia molto sapere se Wittgenstein era d'accordo o meno con l'intelligenza artificiale, però essendo un filosofo che ha segnato molto il pensiero del Novecento, trarre da Wittgenstein elementi a favore o elementi contro questo tipo di programma può essere significativo. La riflessione filosofica non bloccherà nulla di queste cose. Pensarlo è essere come la mosca cocchiera che crede di condurre il cavallo perché è sopra il cavallo, mentre è il cocchiere che conduce il cavallo. E lo dico così proprio come esperienza personale, che nella mia vita ho vissuto l'arrivo dei computer, l'arrivo dei cellulari. Non c'è pensiero che tenga
alla diffusione tecnologica e alle trasformazioni antropologiche che la tecnologia produce, per cui anche certi proclami contro l'intelligenza artificiale in nome di valori umanistici sono un po' così patetici da un certo punto di vista, anche quando possono essere veri e autentici, sono patetici, cioè sono proprio da mosca cocchiera. Però questo, l'ho detto tra parentesi, è una mia impressione generale. Allora, la situazione è stata un po' questa: molta letteratura, ma molta letteratura datata perché legata ai progetti o i programmi iniziali di intelligenza artificiale. E quindi questo non discuteremo questo, anche se sarebbe interessante vedere in che modo le nozioni di gioco linguistico e di somiglianze di famiglia sta alla base di queste elaborazioni. Secondo punto, i rapporti tra Wittgenstein e Turing. Questo è più interessante perché questo porta più vicino all'idea di intelligenza artificiale come, per così dire, si intende e si pratica oggi. Quindi in qualche modo chi comincia ad affrontare, anche qui esiste una letteratura abbastanza ampia, anche se non amplissima, chi comincia ad affrontare la questione dei rapporti tra Wittgenstein e Turing di solito ha presente ormai le nuove fasi dell'intelligenza artificiale, non la fase degli anni 60-70. Allora, secondo punto, vediamo un po' che rapporti c'erano tra Wittgenstein e Turing dal punto di vista storico. Che cosa sapevano l'uno dell'altro. Questo è interessante perché enuncio un principio metodologico che ho sempre seguito. Ho sempre pensato che, ho sempre evitato, mettiamo così, di studiare o di scrivere cose su Wittgenstein ma al posto di Wittgenstein potete mettere, chi volete, Kant quando non esiste nessuna documentazione filologica che c'è stato un rapporto tra i due pensatori. Quindi il primo passo, secondo me, è quello magari marginale, magari di sfuggita, ecco, però non credo che un minimo, per così dire, di cautela storiografica sia necessaria, altrimenti si fa un lavoro puramente teorico, ma allora è meglio non usare i nomi dei filosofi, dei pensatori. Vabbè, questa è un'altra mia mania che può essere semplicemente una mania. Allora, Turing e Wittgenstein si conoscevano. Bene, quindi possiamo andare avanti. Nel febbraio 1937 Turing fece avere a Wittgenstein una copia del suo saggio, famoso saggio del 1936, quello sui numeri calcolabili, con un'applicazione al problema della decisione. Nel 1936 Turing era a Cambridge, Wittgenstein a Cambridge era famosissimo, non lo era probabilmente al di fuori di Cambridge, ma a Cambridge era non solo famosissimo, ma era una specie di superstar a Cambridge. Le persone, i suoi allievi si comportavano come lui, si muovevano come lui, assumevano i suoi tic, ci sono anche c'è anche una poesiola che fa la parodia di queste cose, insomma. Io ho conosciuto la stessa cosa con Severino a Venezia. C'erano metà degli studenti che facevano questo gesto di Severino, da Aristotele a Hegel. Vuol dire che l'influenza passa anche attraverso queste cose. Qui a Udine proprio ci sarà qualcuno che ha le movenze del professor Taddeo. Ho fatto tutto per arrivare a questo. Bene, pochi mesi dopo i due
non chiedetemi quanti mesi dopo, pochi mesi dopo, i due si conobbero personalmente grazie al loro comune amico Alistair Watson, che era un matematico, era stato fellow al King's College, dove anche Turing era fellow. Turing aveva cercato di entrare al Trinity College, che era il college di Wittgenstein, ma non c'era riuscito, e poi era stato accettato al King's College. In seguito i tre si incontrarono alcune volte, quindi Watson, Wittgenstein e Turing, nel giardino botanico di Cambridge, che vi assicuro è un bellissimo posto. Se andate a Cambridge andate a visitarlo, oppure lo avete già visitato, c'è un bellissimo roseto, per discutere sulla questione dei fondamenti della matematica. Fate attenzione che l'espressione fondamenti della matematica vuol dire qualcosa di più semplicemente del problema dei fondamenti della matematica. Era una vera e propria disciplina chiamata i fondamenti della matematica. Quindi, dal punto di vista filologico, siamo ampiamente a posto. Nel 1937 Watson pubblicò su Mind, sapete che Mind era ed è in parte ancora la più importante rivista filosofica di lingua inglese, pubblicò su Mind un saggio che contiene una discussione dei teoremi di incompletezza di Gödel, che, come gli scrive Watson, deve molto alle lunghe discussioni con un certo numero di persone, specialmente il signor Turing e il dottor Wittgenstein a Cambridge. Quindi, e addirittura in questo saggio individua questi Turing, Wittgenstein e altri con cui ha discusso come la nuova scuola, cioè il nuovo modo di guardare alla questione dei fondamenti della matematica. Uno dei principali obiettivi polemici di Watson, un obiettivo che egli condivide con Turing e Wittgenstein, è il logicismo di Russell, cioè l'idea che fondare la matematica consista nel ricondurre la matematica alla logica, per dirla nella maniera più semplice e meno impegnativa. Watson sostiene anche in sintonia con Wittgenstein e forse con Turing, qui gli studiosi sono in disaccordo, che quella branca della matematica chiamata i fondamenti della matematica non provvede i fondamenti della matematica. Cioè peraltro dopo i teoremi di incompletezza di Gödel questo poteva essere anche abbastanza ovvio. Per darvi un'idea dell'atteggiamento di Wittgenstein su questa questione, il problema della decisione di cui parla Turing nel saggio del 1936 è, per esempio, per Wittgenstein semplicemente un problema matematico tra gli altri. Non è un problema che appartiene ai fondamenti della matematica, ma adesso non entriamo in queste cose. Il fatto che anche Turing fosse antilogicista lo dimostra il fatto che nel 1933 Turing aveva letto un testo a questa famosa associazione di Cambridge, il Moral Sciences Club di Cambridge, in cui suggeriva che l'interpretazione logicista delle proposizioni matematiche era semplicemente una tra le diverse interpretazioni possibili. E questo, almeno nella formulazione, è molto wittgensteiniana, cioè dimostrare non che un'interpretazione è sbagliata, ma che è una tra le possibili interpretazioni, è una mossa molto wittgensteiniana e anche tipica di quel periodo. Prima la dottoressa Lisco citava la semplificazione. Pensate, negli stessi anni Host, un po' dopo, ma insomma nello stesso ambiente filosofico, ma a Oxford, per esempio Austin arrivò a dire che l'ipersemplificazione sarebbe la malattia professionale dei filosofi. Se non, si potrebbe dire che l'ipersemplificazione è la malattia professionale dei filosofi se non fosse la loro vita quotidiana, che è una bella battuta. Andiamo avanti velocemente. Nel 1939, ecco, questo è un punto importante, nel 1939 sia Wittgenstein che Turing tennero a Cambridge
un corso di lezioni con il titolo I fondamenti della matematica. A sua volta Turing, oltre a tenere il corso al King's College, mentre Wittgenstein lo teneva al Trinity College, oltre a a tenere il suo corso, seguì anche il corso di Wittgenstein e di questo corso abbiamo gli appunti. Questa è l'edizione italiana che si chiama Lezioni di Wittgenstein sui fondamenti della matematica. Abbiamo gli appunti di alcuni allievi, e questi allievi che presero gli appunti spesso riportarono anche le domande con le risposte di Wittgenstein. Tra quelli che alcune delle domande dimostrano una grande soggezione e arriverei a dire subordinazione a Wittgenstein. Sicuramente non quelle di Turing, che dimostrano una personalità notevole e quindi anche una capacità di far fronte a Wittgenstein. Dopo faremo un esempio di che cosa Turing e Wittgenstein discutevano. Per dire, Wittgenstein doveva aver capito l'intelligenza, la forza del pensiero di Turing, perché c'è un passo che viene riportato in cui Wittgenstein dice: so che la prossima settimana Turing non parteciperà alle lezioni, per cui dedicheremo la prossima settimana solo a una ripetizione, perché se non c'è Turing non merita che noi che andiamo avanti, per così dire. Mi pare che l'ho detto ieri, questo sì. Ho anche aggiunto che mi sarei offeso se fosse stato uno degli altri studenti. Ci sono due lezioni, la 21 e la 22, che sono, anche se Turing sembra intervenire poco, sono note come le lezioni sul ponte. Dopo capirete perché. È chiaro che Wittgenstein sta rispondendo direttamente a delle obiezioni di Turing e riguardano il ruolo della contraddizione nei sistemi matematici. Questo è il tema delle lezioni 21-22. L'ultimo riferimento a Turing da parte di Wittgenstein, questo l'ho scoperto casualmente, quindi l'ho messo qui per far bella figura, è una lettera a Norman Malcolm. Malcolm era un allievo molto noto, perché poi ha scritto tantissimo, è diventato un filosofo anche di suo, ha polemizzato a lungo con spirito wittgensteiniano con Chomsky, perdendo clamorosamente, perché polemizzava con Chomsky proprio nel periodo del massimo sviluppo della grammatica generativa e del programma chomskiano, quindi è stato un po' donchisciottesco questo tentativo di contrastare la diffusione in linguistica di Chomsky, ma comunque qui non ci interessa. In una lettera Malcolm scrive a Wittgenstein che ha letto un saggio uscito su Mind, vedete che ritorna Mind, di Turing, è il famoso saggio sulle macchine calcolatrici e l'intelligenza, uscito su Mind nel 50, e dice: ma mi pare che me ne hai parlato, dice una cosa del genere, e non molto, per così dire, simpaticamente scrive Wittgenstein: hai ragione, c'è un matematico di nome Turing. Uno che dice c'è un matematico di nome Turing non mostra una grande c'è un matematico, sì, c'è quello, un tale di nome Turing, che veniva alle mie lezioni nel 39, erano così scadenti. Questo è tipico di Wittgenstein, dire che le sue lezioni erano scadenti, ed è probabilmente lo stesso che ha scritto l'articolo che citi. Non l'ho letto, ma immagino che non sarà affatto una cosa da ridere. Questa è un po' più gentile. Sostanzialmente, dopo vedremo, nello stesso giro di anni Wittgenstein cita l'unica volta nella sua opera Turing, non Turing direttamente, ma usa l'espressione macchina di Turing.
dopo vedremo che cosa. Quindi sicuramente Wittgenstein conosceva Turing, anche se qui non, non gli dà una grande importanza. Sicuramente Turing conosceva Wittgenstein e sicuramente Turing sapeva che Wittgenstein in vari contesti, per esempio nel libro blu, che poteva conoscere, mentre nel 50 non poteva conoscere le ricerche filosofiche che uscirono solo nel 53 postume, dopo la morte di Wittgenstein nel 51, conosceva sicuramente che Wittgenstein aveva discusso in vari contesti il senso della domanda le macchine possono pensare o il senso dell'affermazione le macchine non possono pensare. Porre il problema in questa maniera in qualche modo forse condiziona il modo in cui pone il problema nel saggio del 50. La seconda cosa che è molto Wittgensteiniana nel saggio del 50 è che Turing affronta la questione attraverso facendo quello che potremmo chiamare un esperimento mentale, il famoso imitation game. Per rispondere alla domanda le macchine possono pensare o avere intelligenza, eccetera, eccetera, dice, immaginiamo questa situazione. Ora, immaginiamo questa situazione, immaginiamo queste circostanze, immaginiamo questo gioco linguistico, è la cifra stessa del lavoro filosofico di Wittgenstein. Cioè, immaginiamo questo, immaginiamo uomini che si comportano così, immaginiamo che le cose andassero così invece che colà, immaginiamo che non esistessero le espressioni facciali, immaginiamo, è non una parte del lavoro filosofico di Wittgenstein, è parte sostanziale del lavoro filosofico di Wittgenstein. Ora, troverei molto implausibile che Turing, che aveva seguito le lezioni di Wittgenstein, se noi leggiamo queste, ogni 3 passi c'è immaginiamo, vediamo, supponiamo, non avesse presente questo modo di fare filosofia, che non consiste per così dire, nel dare immediatamente una risposta teorica alla questione, ma immaginare una situazione per vedere, come prima cosa, è tipico degli esperimenti mentali in filosofia, come noi reagiremmo a questa situazione. Cioè, un esperimento mentale ci incalza, per così dire. A seconda di come rispondiamo, noi mostriamo, per esempio, quali sono i nostri presupposti o teorici o concettuali. Avete presente, adesso sono diventati di moda, hanno pubblicato decine di libri, gli esperimenti mentali sui dilemmi etici. Sposteresti lo scambio, il binario, per salvare 5 persone sacrificandone una, tutte queste cose qua. Questi esperimenti mentali non danno una risposta su che cosa è bene o male fare, ma a seconda di come tu rispondi, vedi per esempio qual è il tuo valore, quali sono i valori etici su cui ti basi. Questo funzionano. Pensate a un altro esperimento mentale. Mettiamo che si potessero trapiantare i cervelli. Chi sarebbe il donatore? Quello che dà il cervello o quello che dà il corpo? A seconda di come voi rispondete a questa domanda, per esempio, se rispondete che il donatore è quello che dà il corpo, ritenete che l'identità personale
non si identifichi con il cervello, ma con la corporeità e con quel rapporto con l'ambiente che la corporeità in qualche modo ingloba e incarna. Se rispondete il cervello, se siete dei materialisti cartesiani che pensate che magari non lo sapevate. Sì, l'esperimento mentale vi stana dalla vostra nicchia dove vi eravate lì nascosti pensando di lavorare senza presupposti. Eravate materialisti cartesiani e non lo sapevate. Ecco, in qualche modo anche l'esperimento, lui non lo chiama esperimento mentale, l'imitation game di Turing ha questo significato, perché se nessuno ci obbliga a dire che se io non riesco a distinguere le risposte di un umano da una risposta di una macchina, allora la macchina pensa. Nessuno ci obbliga. Ma però quell'esperimento ci stana, cioè ci porta a fare i conti col nostro concetto di pensare. Questa non è una lettura comune del testo di... non so perché non riesco a dire Turing non è una lettura comune, è l'Alzheimer secondo me. Non è una lettura comune, però niente esclude, e se noi la leggiamo in uno spirito wittgensteiniano, questa è una possibilità. Bene, allora vediamo Wittgenstein, prendiamo questa domanda che molti considerano di per sé un po' o troppo diretta: le macchine possono pensare? Tarski, uno dei più grandi logici del Novecento, diede una risposta che è nello stesso tempo superficialissima e profondissima, che è: certo, dipende da cosa intendi per pensare, che credo che sia la prima risposta che viene in mente a tutti, e quindi però come tutte le risposte che appaiono immediatamente condivisibili, poi hanno anche molti problemi dalla loro. Wittgenstein direbbe: ma sì, è vero, però chissà perché ci lascia insoddisfatti. Cioè, sembra vera, plausibile, eppure ci lascia insoddisfatti. Dire, certo, ma dipende da cosa intendi per pensiero. Questo l'ha detto Tarski, e quindi se l'ha detto Tarski qualche importanza avrà. Allora, vediamo alcuni luoghi in cui Wittgenstein affronta la questione se una macchina può pensare o potrebbe pensare. Per esempio, nei paragrafi 359 e 360 della parte prima delle ricerche filosofiche. Una macchina potrebbe pensare? Si chiede Wittgenstein. E poi, come se nulla fosse, fa anche un'altra domanda: potrebbe sentir dolore? Ecco, allora qui sono due problemi molto diversi. Potrebbe pensare, potrebbe sentir dolore, ma per lo scopo che ha Wittgenstein qui è indifferente. Ebbene, dovremmo dire che il corpo umano è una macchina del genere? In ogni caso, gli manca ben poco per essere questo genere di macchina. Una macchina che pensa e che sente dolore. Credo che chiunque abbia una visione normale, standard di Wittgenstein, di fronte alla 359 ha un attimo un brivido lungo la schiena, perché quella cosa lì, sembra suggerire, non a caso è uno dei passi più citati dai compatibilisti, sembra suggerire questo tipo di, tendenzialmente un atteggiamento di questo genere. Può una macchina pensare?
Beh, in fondo non è diversa dalla domanda può l'uomo pensare se riteniamo il corpo umano una macchina. Qui lo so che il professor Taddeo ritiene questo lato di Wittgenstein insoddisfacente, anche frustrante da un certo punto di vista, perché noi adesso saremmo subito portati a dire oh cavolo, guarda che ipotesi che fa Wittgenstein qui, adesso cominciamo a vedere, ha ragione, Wittgenstein la abbandona immediatamente, gli basta averti detto non operare immediatamente con un'idea idealizzata di uomo, perché potremmo anche considerare l'uomo come una macchina e chiedere le macchine possono pensare, includerebbe come sottodomanda gli uomini possono pensare. Ma su questo ritornerò perché c'è un passo in cui Wittgenstein alla fine, proprio quando cita la macchina di Turing, ritorna su questo. Ora, devo dire due parole sulla struttura delle ricerche filosofiche. Le ricerche filosofiche sono tutte fatte a domande e a risposte. È una sorta di dialogo e non si capisce mai chi sta dialogando con chi. Spesso l'uso delle virgolette, dei trattini è complicatissimo. Spesso noi cerchiamo la voce di Wittgenstein, ma poi non è la voce di Wittgenstein. C'è una grandissima letteratura su questo. Per esempio un famoso interprete di Wittgenstein che si chiama Stanley Cavell ha detto che c'è sempre la voce della tentazione e la voce che risponde alla tentazione. E un autore americano che ha scritto molto su Wittgenstein, sulle ricerche filosofiche, David Stern, ha detto no, che sono tre le voci. Cioè, io ho scritto che ce ne sono almeno 4, perché una è la voce del lettore. Cioè Wittgenstein prevede sempre che anche il lettore dica la sua. E se si vogliono leggere le ricerche filosofiche con proficuo, bisogna evitare, io credo, di pensare che le domande di Wittgenstein siano retoriche. Cioè che Wittgenstein faccia la domanda sapendo la risposta. Cioè le domande di Wittgenstein, qualche volta è così, ma le domande importanti di Wittgenstein sono domande effettive, non è che lui sappia e fa finta di chiedere, cioè sta filosofando e quindi non è come che Socrate, non è come Socrate. Secondo Wittgenstein Socrate fingeva di non sapere, ma sapeva benissimo. Ecco, quindi e dice Wittgenstein in un passo famoso, faceva apparire gli interlocutori di Socrate appaiono tutti dei cretini, dice proprio così, e quando intanto accettano immediatamente le obiezioni di Socrate. Cioè hanno appena sostenuto A, Socrate gli suggerisce non A, certo Socrate non A. Cioè sono umoristiche se lette con questa indicazione. Vabbè. Quindi sono domande effettive. Ma una macchina, qui però sembra che Wittgenstein pensi a qualcuno che obietta. Siamo noi qui, questa è una specie di voce comune, ma una macchina non può certo pensare. Qui fate attenzione che non si fa riferimento a un tipo particolare di macchina. Altri esempi di Wittgenstein sono una pietra può pensare, qui non è l'intelligenza artificiale in gioco qui, cioè si dice quella che noi nella nostra categorizzazione chiamiamo macchina può pensare. Si può prendere il macina caffè come esempio, ecco, quindi non è che qui Wittgenstein abbia presente l'intelligenza artificiale, una macchina può pensare. Poi si chiede in altre le pietre, che cosa diremmo di uno che dicesse che le pietre pensano? Abbiamo delle prove che le pietre non pensano?
Avete fatto delle ricerche per dimostrare che le pietre non pensano? Qualcuno vi ha spiegato da qualche parte che le pietre non pensano? A me nessuno ha mai spiegato che le pietre non pensano, però per così dire ho inglobato questo attraverso tutta la mia educazione. Pensare che le pietre pensino non vuol dire semplicemente cambiare una credenza, ma cambiare, per così dire, un mucchio di cose. Cambiare le nostre questioni etiche, un po' accennavo ieri con le piante, ma anche le piante. Oppure gli animali pensano, l'esempio che Wittgenstein fa è le mosche soffrono, e dice una persona che ha appena avuto un grandissimo dolore, quando vede una mosca, vedete quando la mosca va nell'acqua rovesciata, quando vede una mosca in quella situazione, non pensa che soffre, prova compassione. Non è una questione di credenza, non è che crede che la mosca soffra, ha compassione della mosca, cioè la compassione precede la credenza. Ecco, allora, una macchina, noi qui siamo noi, diciamo, Wittgenstein, ma una macchina non può certo pensare, Domanda, si tratta di una proposizione empirica? Si chiede Wittgenstein. Per esempio, se fosse una proposizione empirica, noi potremmo dire, certo, non abbiamo mai finora incontrato una macchina che pensa, non abbiamo nessuna documentazione da qualche parte che una macchina ha pensato, ma non possiamo escludere che da qualche parte o nel futuro una macchina pensi. Una proposizione empirica, per esempio, potrebbe essere una generalizzazione. Mettiamo che al posto di una macchina non può certo pensare ci fosse, ma gli uomini sono sicuramente mortali. Wittgenstein direbbe, si tratta di una proposizione empirica, è una generalizzazione dovuta al fatto che, a parte per i credenti, Gesù Cristo, ma non era solo uomo, ma non ci risulta nessuno che sia sopravvissuto alla sua morte. Si tratta di una proposizione empirica, si tratta di una generalizzazione empirica. La mortalità dell'uomo è una proprietà empirica dell'uomo, come l'essere verde è una proprietà delle foglie. Quindi si tratta di una proposizione empirica? No, la risposta è no. Ecco qui una cosa che è citata invece dagli... Quello primo è citato, ho messo queste due cose apposta. Quella prima, la 359, è citata dai compatibilisti. L'incompatibilista invece ha la sua apoteosi nella 360, il che vuol dire che si gioca sporco, perché ognuno cita quello che gli va bene, e spesso è così che si fa nella scienza, in filosofia, si gioca sporco, cioè si cita solo quello o si riportano solo i dati che confermano le proprie tesi, ipotesi o interpretazioni. E come diceva Popper, fino a un certo punto va bene, perché giocare sporco vuol dire cercare di preservare il più possibile la propria ipotesi. Abbandonarla troppo presto non è, alla prima obiezione, non è epistemologicamente una buona mossa. Un po' di dogmatismo va bene, cioè provo a difenderla anche se so che i dati non la confermano davvero. Beh, confermano non lo direbbe Popper, ma insomma avete capito cosa intendo dire. Dice Wittgenstein, è solo dell'uomo e di ciò che gli assomiglia che diciamo che pensa.
lo diciamo anche delle bambole e forse anche degli spiriti, dei fantasmi. Considera la parola pensare come uno strumento. Ora, voi capite, forse spero, perché ieri ho insistito su quell'aspetto, se volete, metodologico di Wittgenstein. Perché se noi leggiamo teoricamente questo passo, noi diciamo è solo dell'uomo di ciò che gli assomiglia che diciamo che pensa, è la teoria di Wittgenstein, che possiamo portare a sostegno degli incompatibilisti. Cioè, solo gli uomini e ciò che assomiglia all'uomo può pensare. Wittgenstein qui invece sta dicendo è in relazione all'uomo e a ciò che gli assomiglia che abbiamo imparato a usare la parola pensiero, il concetto pensiero e attribuirglielo. Vedete che sono due cose molto diverse. Dov'è che noi abbiamo imparato la parola pensare? L'abbiamo imparata in relazione agli uomini e a ciò che più o meno assomiglia agli uomini. Quando il bambino dice che la bambola pensa, lo fa trasferendo alla bambola, perché? Perché la bambola ha le fattezze di una bambina o di una donna, eccetera, eccetera, glielo attribuisce per trasferimento. Quindi considera la parola pensare come uno strumento. Per esempio, in questo caso la parola pensare è uno strumento che noi utilizziamo, in questo caso implicitamente, per fare delle distinzioni. Quando diciamo che le pietre non pensano, non esprimiamo una teoria sulle pietre. Sarebbe anche assurdo dire, cioè, che teoria sulle pietre è quella di dire che le pietre non pensano, ma è un modo di distinguere, per esempio, il mondo inorganico dal mondo organico, e quindi vuol dire che noi abbiamo quella distinzione nei nostri giochi linguistici. Non vuol dire che quella è l'unica distinzione che possiamo fare, l'unica distinzione valida, però dobbiamo riconoscere che quella distinzione è operante. Non so se è chiaro. Poi vi dico quale sarebbe l'opposto di proposizione empirica. No, ho sbagliato. No, adesso sono andato. Qui era. Torno un attimo qui. Dico, Wittgenstein chiama empiriche quelle anche dopo il Tractatus, le proposizioni che possono essere in linea generale vere o false. Nel senso che dicevo ieri, le proposizioni che essendo vere potrebbero essere false e essendo false potrebbero essere vere. Una generalizzazione empirica, una generalizzazione è in questo senso una proposizione empirica. Può essere vera quella generalizzazione, ma potrebbe essere anche falsa. Anche quando è vera, noi possiamo immaginare delle situazioni in cui potrebbe essere falsa. Cioè, in epistemologia, immaginare una situazione in cui potrebbe essere falsa vuol dire immaginare i possibili falsificatori. Che cosa falsificherebbe la proposizione tutti i cigni sono neri? La scoperta di un cigno bianco. È il classico esempio dei manuali di statistica. Tutti i cigni sono bianchi, sono neri, è una generalizzazione. A meno che non trasformi l'essere nero in definizione di cigno. Ma allora è chiaro che per definizione un cigno bianco non è un cigno. Ma vabbè, questa è un'ipotesi ad hoc, che è una scappatoia che è meglio evitare. Si chiama l'argomento del vero scozzese in letteratura, perché dice tutti gli scozzesi sono avari. Ma come? MacDiarmid
non è avaro, ma non è un vero scozzese. Si chiama l'argomento del vero scozzese, che per esempio in Italia si applica soprattutto con i migranti. Tutti i migranti sono ladri. Ma come? Quello è del Senegal, abita vicino a casa mia ed è bravissimo, un lavoratore, ma non è un vero migrante. Vabbè, questa scivolata nella politica attuale me la potevo evitare. Allora, Wittgenstein chiama le proposizioni che non sono invece empiriche proposizioni grammaticali. Ora, le proposizioni grammaticali sono è uno dei grandi temi della letteratura su Wittgenstein, quindi io proprio vado. Ma una proposizione grammaticale è una proposizione che noi non esponiamo all'esperienza, sottraiamo all'esperienza. L'esempio più lampante e anche più facile di proposizione grammaticale sono per esempio le proposizioni matematiche. Se io metto in un portafrutta 3 mele e 2 mele, ho 5 mele. Poi esco di casa, chiudo la porta, metto tutti i sensori, controllo tutto, torno, conto e trovo 4 mele. Se 2 più 2 più 3 fa 5 fosse una proposizione empirica, dovrei dire che ho trovato un controesempio a 2 più 3 fa 5. In realtà non sono disposto ad abbandonare che 2 più 3 fa 5. Dirò, mi sembrava di ricordare, ma ultimamente la mia memoria perde colpi. Addirittura potrei cambiare la mia ontologia, cioè dire non è vero che gli oggetti persistono nel tempo. Sì, potrei cambiare la mia ontologia ed è una questione di costi e ricavi, cioè è per tutto il mio sistema di credenze e di assunzioni è più costoso rinunciare all'ontologia della persistenza nel tempo degli oggetti o rinunciare alla matematica? E io credo che nel caso specifico rinunceremo alla nostra integrità mentale e dire abbiamo perso la memoria e l'ontologia e la matematica restano fuori discussione. Ma ci sono anche casi invece quando si dice che la meccanica quantistica ha portato se non ad abbandonare, a mettere in discussione il principio del terzo escluso. Il principio del terzo escluso sarebbe stato una proposizione grammaticale che lo sviluppo della fisica avrebbe portato ad abbandonare. È molto simile ad abbandonare 2 più 3 uguale 5, come spirito. Quindi dire che non è una proposizione empirica e dire che è una proposizione grammaticale è dire puoi mostrarmi quello che vuoi, puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, io non sono disposto a rinunciare all'idea che le macchine non possono pensare. Perché per esempio, se accettassi che le macchine possono pensare, dovrei cambiare tante di quelle cose nel resto della mia vita che non sono disposto a cambiare. Il che vuol dire che quel verbo modale potere non è un potere fisico, vuol dire non è che una macchina non può pensare nel senso che io non posso attraversare l'Atlantico a nuoto, ma le macchine non possono pensare nel senso in cui io non posso disegnare un quadrato rotondo. È una impossibilità logico-grammaticale, non un'impossibilità fisica.
cioè si avvicina lo scapolo, è un uomo adulto non sposato. Uno che dicesse che ha incontrato uno scapolo sposato non direbbe qualcosa di falso, ma dimostrerebbe di non conoscere il significato della parola scapolo. Uno che dicesse quella macchina pensa, quantomeno o in questa posizione o usa macchina o pensare in un significato diverso da quello che lo usiamo noi. Non sta dicendo qualcosa di falso, sta dando significati diversi alle parole. Se seguiamo questa linea. E qui c'è, ve la leggo solo perché tutto quello che vi ho detto sull'empirico, sul grammaticale, anticipa quello che c'è in questo famoso passo del Libro Blu. Sorge qui il problema che si potrebbe esprimere con questa domanda: è possibile che una macchina pensa? Sia che lasciamo da parte quello tra parentesi. E la difficoltà espressa in questa domanda non consiste in realtà nel fatto che noi non conosciamo ancora una macchina che possa esercitare questa funzione, quello che dicevo prima. La domanda non è analoga a quella che si sarebbe potuto fare 100 anni fa: può una macchina liquefare un gas? La difficoltà consiste piuttosto nel fatto che l'enunciato una macchina pensa, percepisce, desidera sembra in qualche modo assurdo. Dove c'è l'assurdità, lì c'è il grammaticale. È come se avessimo domandato: ha il numero 3 un colore? Quale colore potrebbe esso essere se evidentemente il 3 non ha alcuno dei colori a noi noti? La macchina pensa sarebbe uguale a il 3 è giallo. Ovviamente direbbe subito il professor Damiano Canton: certo che si può dire il 3 è giallo, è Wittgenstein, come c'è la poesia di Rimbaud in cui si dice che le vocali hanno i colori, e Wittgenstein fa anche gli esempi, se noi chiediamo il martedì è grasso, il giovedì è eccetera eccetera, sono quei fenomeni sinestesici, tutta sta roba qua. Ecco, però in matematica i numeri non hanno colori, il che non vuol dire che in altri linguaggi si possa parlare non stai facendo matematica, così come nel un maggiolino tutto matto, il maggiolino parla, pensa, crede, desidera, ma non stai facendo fisica, stai girando un film sul maggiolino. Se non ci sono problemi su questo passo, che mi sembra abbastanza illustrativo di quello, andiamo avanti e arriviamo. Vabbè, questo era un promemorio. Come interpretare questi passi wittgensteiniani? Allora, vediamo, tanto per capire, un modo poco wittgensteiniano di affrontare Wittgenstein, il 360. Questo autore, questo studioso, Casey, ha ricostruito così il 360 delle ricerche filosofiche. Dice: qui c'è un argomento che ha due premesse e una conclusione, però è un argomento debole. Dice: premessa 1. Pensare può essere predicato solo di esseri umani e di ciò che è sufficientemente simile a loro. Premessa 2. Le macchine non sono sufficientemente simili agli esseri umani. Conclusione: pensare non può essere applicato alle macchine, delle macchine. Secondo Casey, la conclusione potrebbe essere garantita solo se la premessa 2 fosse espressa modalmente. Le macchine non sono, ma le macchine non possono essere e non saranno mai sufficientemente simili agli esseri umani. Ora, non c'è niente di più lontano dallo spirito di Wittgenstein di formalizzare.
non me lo ricordo. Ho preso solo, vediamo qui, mi pare che qui lo citi. G puntato, non so se è George G puntato, ed è uscito il saggio nell'88 nella rivista Philosophical Studies. Voi capite già, gli studiosi di Locke si sono scontrati con questo problema. Credo che poi sono l'uso dell'aggettivo simile in qualsiasi argomento, in qualsiasi cosa, è la cosa più scivolosa di questo mondo. Cioè, che cosa voglia dire sufficientemente simile può essere anche in alcuni casi standard di default, è chiaro. È chiaro che tra un essere umano e il microfono non sono né simili né sufficientemente simili. E il robot, per esempio, che addirittura gli vengono date fattezze, ma simili, Casey potrebbe obiettare, ma non simili negli aspetti esteriori, perché anche lo spaventapasseri è simile a un essere umano. Ma allora simili in cosa? È simili in quelle cose che noi riteniamo che costituiscono un uomo, simili nel pensare, nel desiderare, nel provare dolore. Allora capite che finiamo in una circolarità da cui non si esce. Cioè, se cerco di precisare che cosa significa essere sufficientemente simile a un essere umano, finisco, per così dire, con il indicare come criteri quelli che sono invece oggetti di discussione. Non so se è chiaro, penso di sì, il punto. Allora, affrontare Wittgenstein così, con argomenti di questo genere, maschera le difficoltà concettuali più che metterle in primo piano. Vado veloce perché non sto arrivando al punto. Vediamo il passo complicatissimo in cui Wittgenstein cita le macchine di Turing. È Osservazioni sulla filosofia della psicologia, primo volume, paragrafo 1096. Quindi bisogna arrivare al 1096 per trovare le macchine di Turing. Dice: queste macchine non sono che esseri umani che calcolano. E quello che egli, Turing, dice lo si potrebbe esprimere anche in forma di giochi. A dire il vero, i giochi interessanti sarebbero quelli in cui, in conformità a certe regole, si giunge a istruzioni insensate. Penso a giochi simili alla gara di corsa. Si otterrebbe ad esempio il comando prosegui allo stesso modo. Quando questo non ha alcun senso, poniamo perché si gira in circolo. Infatti quel comando ha senso solo in certe situazioni. E cita Watson, che è quel Watson che aveva presentato Turing e Wittgenstein. Ci sono alcuni che dicono che questo passo è chiarissimo. Si sa che cosa Wittgenstein vuol dire. Altri che dicono che è uno dei passi meno chiari di Wittgenstein. La lettura più... il problema è che bisogna sapere che cos'è una macchina di Turing. Ma insomma, una macchina di Turing sono delle istruzioni, è un nastro con tante caselle, con un cursore. Questo cursore ha incorporato delle istruzioni che dicono per esempio, se mettiamo che ci sia un nastro che ha caselle vuote, poi 1, 1 e 1, e poi ancora caselle vuote. Il cursore è sull'1 e dici sostituisci quello che c'è
e vai, conferma quello che c'è e vai in quello successivo. Conferma quello che c'è e vai in quello successivo. Poi vai ancora in quello successivo e conferma quello che c'è in quello precedente. Hai 4, fermati, e corrisponde all'addizione 3 più 1 fa 4. L'ho detto malissimo, ma insomma è per capirci. È una macchina con istruzioni inserite. E che cos'è un computer oggi? Una macchina con istruzioni inserite. Ecco. Allora qui Wittgenstein sta dicendo, ed è quello che discute con Turing nelle lezioni 21 e 22, che i casi più interessanti sono quelli quando le istruzioni sono contraddittorie. Quando io ti dico, un'istruzione mi dice apri la porta, un'istruzione mi dice, l'altra chiudi la porta, che cosa fare? Secondo l'atteggiamento classico in logica, istruzioni contraddittorie vuol dire che il sistema è contraddittorio. La conclusione è che quel sistema ha fallito. Con quel sistema, detto un po' così grezzamente, non posso far niente. La posizione di Wittgenstein è contro questa idea che una contraddizione in un sistema sia come una malattia che distrugge dall'interno un sistema. In un sistema ci può essere una contraddizione e il sistema può continuare a essere usato in situazioni specifiche. Ecco perché dice, infatti quel comando ha solo in certe situazioni. È solo quando i due comandi vengono dati nella stessa situazione che nascono i problemi. Cioè se uno mi dice chiudi la porta e apri la porta nella stessa situazione in cui è questione se la porta deve rimanere chiusa e aperta, sono bloccato. Un logico classico direbbe: allora prendi questo sistema e buttalo via, non ti serve a niente. Wittgenstein direbbe: questo è mitizzare il sistema. A questo punto introduce una terza regola che decide tra le due. Ma finché le due non confliggono, le due regole, le due istruzioni, il sistema può continuare a funzionare. Vi faccio un esempio del tutto estraneo a questo, ma che l'ho sentito usare una volta per capire il problema. Ci sono degli scienziati che credono in Dio. Uno potrebbe dire che quando fanno scienza sono materialisti. Dicono, ma si contraddicono, ma la loro vita non ha senso perché è una contraddizione. E la risposta è, quando faccio scienza sono materialista. Fuori dal laboratorio credo in Dio. Putnam, all'inizio di un suo libro sul pensiero ebraico, lui che era un filosofo, dice: tutta la vita sono stato un ebreo praticante e in filosofia della scienza sono stato materialista. Voi mi chiederete come ho fatto a conciliare le due posizioni. Bene, non le ho conciliate. Ma la domanda è: ma perché dovrei conciliarle? Cioè, a livello matematico perché dovrei liberarmi di un sistema perché ha una contraddizione? La risposta di Turing è ma se un sistema matematico contiene una contraddizione e tu lo usi per fare i calcoli di un ponte, non puoi escludere che il ponte crolli. Quindi è meglio che il tuo... E la risposta di Wittgenstein è:
Perché non succede che un ponte crolla anche se i calcoli erano esatti? Non so se è chiaro il tipo di... Allora, in questo caso non è che Wittgenstein stia esaltando la contraddizione. Sta dicendo, no, non devi considerare la contraddizione come una specie, per così dire, di virus che dall'interno distrugge tutto. E una contraddizione finché non si manifesta non esiste. Cioè non esistono, lui dice, le contraddizioni latenti. Finché non si manifesta non esiste. Ecco, da questo punto di vista Turing appare molto più un matematico, un logico classico rispetto a Wittgenstein. Ma dietro qui, qui Wittgenstein sta in qualche modo dicendo delle macchine di Turing. La cosa interessante è quando queste macchine hanno istruzioni contraddittorie. E allora sarebbe interessante vedere Wittgenstein cosa dice di questo. Insomma. No. Sì. Dire quando Wittgenstein obietta, ma forse un ponte non cade anche quando i calcoli sono corretti? Anche questa è una contraddizione, il ponte non cade in virtù del fatto che i calcoli sono corretti, cade nonostante, quindi cade per cause altre dal calcolo. Quindi se i calcoli sono corretti il ponte non cade. Non capisco questa obiezione, limite mio, ma io non mi sembra una vera obiezione. Cioè, l'obiezione vuole, per così dire, mettere in luce il presupposto dell'altra posizione. Cioè tu dici, se tu hai una dimostrazione di non contraddittorietà della matematica, sei sicuro che il ponte non cade. L'obiezione di Wittgenstein potrebbe essere espressa così. La non contraddittorietà non è la causa del non cadere del ponte. Non è la causa del non cadere del ponte. Eventualmente può essere una condizione necessaria, ma non sufficiente del non cadere del ponte. E il punto fondamentale è questo. Se nel calcolo non è coinvolta esplicitamente la parte della matematica che ti appare contraddittoria, la matematica può funzionare lo stesso. Cioè, diciamo, da qui partono per esempio quelle logiche che ci sono adesso che ammettono la contraddizione. E uno dei modi è di dire che ci può essere un sistema può contenere P e non P, se però questi P e non P sono, per così dire, non sono accessibili l'uno all'altro, per esempio, se sono isolati l'uno dall'altro, cioè che se vengono esercitati in momenti diversi. Allora, l'idea che ha Wittgenstein qui è che io dovrei garantirmi una volta... Arriva a dire questo. Se la matematica finora ha più o meno funzionato, in assenza di una dimostrazione di non contraddittorietà, continuerà a funzionare anche se risulta che è contraddittorio. Cioè è l'idea che io devo garantirmi, per così dire, a priori e una volta per tutte che il sistema non è contraddittorio. Ovviamente questo sarebbe legato all'idea che c'è il sistema, mentre per Wittgenstein la matematica è un insieme di sistemi, non c'è il sistema. Cioè lui applica anche alla matematica l'idea come non c'è il linguaggio ma ci sono tanti giochi linguistici, così non c'è la matematica, ma ci sono le matematiche. E anche il passaggio dai numeri naturali ai numeri razionali, ai numeri... non è una integrazione della matematica per cui la matematica diventa più completa.
è un'aggiunta di altri numeri ai numeri che già avevamo, insomma. Quindi non è che la matematica dei numeri naturali prima dei numeri reali fosse incompleta. Era completa così com'era. Wittgenstein distingue sempre tra le cose: vedere una cosa come incompleta e vederla come completa ma più semplice di un altro sistema. Lo applica anche alle persone, dice, lui non aveva problemi di politicamente corretto a quei tempi, scriveva il ritardato mentale, il malato di mente, così tranquillamente. Dice, noi possiamo vedere il ritardato mentale come un essere incompleto, oppure come un essere completo, ma più semplice di noi. E questo, dice, è più produttivo, vederlo nella seconda maniera. E questo lo applica anche alla matematica e lo applica ad altre cose. Va bene, questo passo ve lo lascio alla vostra riflessione. Qui salto perché... Allora, la mia tesi si basa su questo passo di Wittgenstein. Vale a dire, credo che ci sia un orientamento compatibilista di Wittgenstein che è collegato a quello che si chiama il suo antimentalismo e antidualismo, che è espresso, ieri vi dicevo che se volete leggere un testo in cui Wittgenstein è più esplicito che in altri, più chiaro, questo è il libro blu, perché è dettato agli allievi, perché è scritto in inglese, perché era stato dettato perché non riusciva a completare le lezioni, allora ha detto dettiamo questo testo, quindi non aveva una funzione per lui proprio scientifica. Beh, allora qui, vedete, a pagina 9-10 denuncia una tentazione filosofica. Dice, ci viene la tentazione di pensare che il funzionamento del linguaggio consista di due parti. Una parte inorganica, la manipolazione dei segni, ed una parte organica, il comprendere questi segni, l'intenderli, l'interpretarli, il pensare. Queste strane attività, cioè il comprendere, l'intendere, l'interpretare, il pensare, sembrano aver luogo in uno strano medium, la mente, e il meccanismo della mente, la cui natura a quanto sembra noi non comprendiamo del tutto, può produrre effetti che nessun meccanismo materiale potrebbe produrre. Sostituite macchina e uomo e avete la formulazione della classica critica che io chiamo umanistica all'intelligenza artificiale. O nei termini di Searle che citavo prima, la manipolazione dei segni è il livello sintattico. La pura manipolazione dei segni presuppone che questa manipolazione non abbia nessuna dimensione semantica. Si manipolano i segni senza sapere che cosa i segni significano e che cosa stiamo facendo con questi segni. Mentre l'altra cosa, quello che accade nella mente, è qualcosa invece che dà significato a questi segni, eccetera, eccetera. Di solito si pensa che questa sia una critica al dualismo cartesiano, citato prima, res cogita, res extensa, ma il dualismo cartesiano è solo una delle tante formulazioni di queste cose, perché qui non si, vedete, è interessante le parentesi, noi parliamo di mente, non sappiamo che cosa sia propriamente, ma ci interessa distinguerla da ciò che non è la mente, cioè dalla manipolazione dei segni. Ecco. Allora, questa però è una tentazione filosofica, non è la posizione, chiamiamola se vogliamo, di Wittgenstein. Non è un caso che passi come questi hanno portato alcuni ad accusare Wittgenstein di comportamentismo. Cioè, dice, se tutti i liberi
Se tutti i libri da questo strano medium che è la mente ti liberi dal comprendere, dal pensare, eccetera, eccetera, ciò che ti resta è la manipolazione dei segni e sei quella macchina. Allora capisci perché puoi dire che in fondo siamo delle macchine che manipolano segni. Ora, non ho mai trovato citato questo passo dai compatibilisti, ma qui è più che compatibilismo, qui potrebbe essere addirittura la premessa di una difesa dei programmi di intelligenza artificiale. Ma c'è di più. Come continua Wittgenstein? Non continua, cos'altro dice in questo contesto? Poi la stessa cosa nelle ricerche filosofiche, comprendere una proposizione vuol dire comprendere un linguaggio. Comprendere un linguaggio vuol dire padroneggiare una tecnica. Padroneggiare una tecnica. Ora, potremmo metterla così. Se ho saltato il passo in cui dice che... Ecco qui, sempre nel libro blu, pagina 13. È fuorviante parlare del pensare come di un'attività mentale. Possiamo dire che il pensare sia essenzialmente l'attività dell'operare con i segni. E insiste, questa attività è esercitata dalla mano quando pensiamo scrivendo, dalla bocca e dalla laringe quando pensiamo parlando. E se noi pensiamo immaginando segni o immagini, io non vi posso indicare un agente che pensi. E se tu dici che in tali casi la mente pensa, sia la mente a pensare, io ti replico che tu usi una metafora. Qui la mente è un agente in un altro senso, che è il senso nel quale la mano può dirsi l'agente della scrittura. Alcuni hanno visto in questo l'inizio di quella che sarà in filosofia della mente, le teorie della mente estesa, cioè l'idea che in qualche modo è la mano è parte della mente quando scrive. Però qui non vado in questa direzione. Qui Wittgenstein sembra da una parte rifiutare il dualismo, perché dice è una tentazione, ma forse è meglio non soggiacere a quella tentazione. E la tentazione sta dalla parte di introdurre quello strano medium che è la mente. Poi sembra privilegiare il lato inorganico della manipolazione dei segni quando dice che pensare è operare con i segni. Certo, si può dire qui siamo nel 1933, poi Wittgenstein cambierà le cose, vedrà le cose diversamente. Sì, cambieranno molte cose, però questo antimentalismo e questo antidualismo resterà la cifra della filosofia di Wittgenstein. Quindi, se noi andiamo in questa direzione, sembra abbastanza... uso quella terminologia di Penco, compatibilista la posizione di Wittgenstein. Vi faccio solo notare una cosa, tanto per capirci, che è la linea di Wittgenstein. L'atteggiamento che lui ha nei confronti del dualismo. Se abbiamo un dualismo tra A e B sono, per così dire, contrassegnati dall'essere la coppia di questo dualismo. Se il dualismo è tra mente e corpo, il corpo è ciò che non ha la mente e la mente è ciò che non ha il corpo. Se io mi limito a levare uno dei due, l'altro resta però, perché condiziona quel corpo che rimane tolta la mente o quella mente che rimane tolto il corpo. Cioè il dualismo non può essere superato togliendo uno dei due termini, perché i due termini sono originariamente segnati dall'essere i due termini del dualismo. Allora Wittgenstein non può limitarsi a togliere la mente
perché cambia il significato di manipolazione dei segni e di operare dei segni. Non può essere semplicemente quello che era quando era contrapposto alle attività della mente. Non so se, e questo vale in generale. È molto più difficile liberarsi dai dualismi di quanto si pensi, sempre che uno voglia liberarsi dai dualismi, non ce lo ordina il dottore di liberarci dai dualismi e di non essere dualisti, anche perché la nostra vita è intessuta di dualismo. Cioè, io dico sempre, da anni dico, sento che il mio corpo è invecchiato, ma la mia mente è giovane. Cioè, vuol dire che la mente ha un ritmo di invecchiamento diverso da quello del corpo, quindi un po' di dualismo c'è anche in questo. Però, dice Wittgenstein, mai cercare teorie nei nostri modi di parlare. Cioè, il fatto che io dica questo non vuol dire che io aderisca a una teoria dualista di mente-corpo, ma semplicemente uso queste parole per dar voce a una mia esperienza. È un altro discorso. Vi ho detto questo per dire, è vero che Wittgenstein elaborerà e cambierà questa posizione, ma non per ritornare a quella precedente, ma per cercare di pensare operare con i segni, questa manipolazione, al di fuori della linea di influsso che ancora gettava su questa nozione dal dualismo iniziale. Spero di essermi spiegato, perché questo è un punto importante. È quello che non capiscono i comportamentisti, perché il comportamento dei comportamentisti è segnato dalla mente di cui si sono liberati, così come il dualismo interiore-esteriore. Se tolgo l'interiore, l'esteriore non può rimanere l'esteriore, e quindi si può ribattere per tutte le cose. Cioè, la nozione di esteriore è dipendente concettualmente dall'interiorità. Se tolgo l'interiorità non ho più l'esteriorità. Dentro e fuori, se tolgo il dentro tolgo anche il fuori, e così via. Allora, il problema è questo: se pensare è operare con i segni e comprendere un linguaggio è padroneggiare una tecnica, sembra che la conclusione è che i chatbot contemporanei, gli attuali robot, padroneggino una tecnica di uso linguistico e perciò pensino, è quasi inevitabile. Qui ho preso Penco, visto che è lui che ha introdotto compatibilisti e incompatibilisti. Allora, assumendo che comprendere un linguaggio significa padroneggiare una tecnica e che le macchine comprendono un linguaggio, nel senso limitato che superano il test di Turing, dove sta la differenza tra la comprensione umana e quella della macchina? Ora, qui non sarebbe compatibilista, sarebbe addirittura una sorta di filosofia consonante con l'intelligenza artificiale, se mi fermassi qua. Ma ci sono altri 5 minuti per dire che c'è anche qualcos'altro. Allora, sarebbe consonante coi programmi di intelligenza artificiale se Wittgenstein non avesse criticato le sue stesse formulazioni che comprendere un linguaggio è padroneggiare una tecnica, eccetera, eccetera. Le avesse criticate non nel senso di negarle, ma di mostrarne la unilateralità. Ora, qui ci vorrebbe molto tempo per entrare in queste cose, ma quello che Wittgenstein sostiene è, la prima è, quando noi diciamo che comprendere un linguaggio è padroneggiare una tecnica, è che ci sono molti modi di padroneggiare una tecnica, perché ci sono anche molte tecniche diverse. Quindi padroneggiare una tecnica, per dirla con Aristotele, si dice in molti modi. Non c'è un unico modo di padroneggiare una tecnica.
Quindi, innanzitutto, bisogna non dimenticare questa, per così dire, questo impulso pluralista di Wittgenstein. Se uno quando legge comprendere un linguaggio significa padroneggiare una tecnica, pensa che ci sia sempre e comunque qualcosa che è padroneggiare una tecnica, che ha le stesse caratteristiche, fa una mossa non wittgensteiniana. Quindi uno potrebbe dire, beh, il modo in cui l'essere umano padroneggia la tecnica quando comprende il linguaggio è diverso dal modo in cui il computer padroneggia la tecnica quando comprende il linguaggio. Oppure, vedremo fra un attimo subito, quando apprende il linguaggio, perché nell'attuale intelligenza artificiale apprendere un linguaggio è una procedura totalmente diversa da come l'individuo apprende un linguaggio. Apprendere un linguaggio vuol dire apprendere una massa incredibile di dati, mentre l'individuo umano, l'essere umano, apprende il linguaggio a partire da un numero limitato di dati e da certe caratteristiche fisico-psicologiche. Quindi allora, parlare di comprendere, di padroneggiare una tecnica non vuol dire che c'è un unico modo di padroneggiare una tecnica, ma poi dice Wittgenstein, c'è anche un tipo di apprendimento che non è dato da nessuna tecnica. Questo è un punto su cui ha attirato l'attenzione soprattutto Putnam. Putnam è stato il primo a valorizzare questa cosa che adesso vedremo velocemente e una nozione che si trova in Wittgenstein, che è quella di evidenza imponderabile. Vediamo il passo. Chi ha conoscenze di storia della filosofia, in questa cosa sarà portato subito a riconoscere nozioni come quella di Phronesis, di Aristotele, di gusto di Kant, tutte queste cose qua che Wittgenstein probabilmente non aveva presente, e la cosa è ancora più significativa perché arriva a conclusioni abbastanza simili senza, per così dire, appoggiarsi alla tradizione filosofica precedente. Ecco, Wittgenstein parla del giudizio esperto o il giudizio degli esperti in casi come questi. Siamo nelle ricerche filosofiche, parte seconda, paragrafo 355. Lo vediamo, qui abbiamo anche la traduttrice della nuova traduzione delle ricerche filosofiche della parte seconda, quindi ho usato la nuova traduzione che... Allora, dice Wittgenstein, esiste un giudizio da esperto sulla genuinità dell'espressione dei sentimenti? Anche qui ci sono quelli che giudicano meglio e quelli che giudicano peggio. Si può imparare a conoscere gli uomini? Sì, qualcuno lo può imparare, ma non attraverso un corso di studio, anche se penso che su internet ci saranno centinaia di corsi di studio che promettono di insegnare a conoscere gli uomini, però promettere non vuol dire mantenere, ma non attraverso un corso di studio, bensì attraverso l'esperienza. Qui è l'Erfahrung, quella che compare in espressioni come un uomo di esperienza, l'anziano ha esperienza, un uomo di grande esperienza, questa è l'Erfahrung. Qualcuno può fargli da maestro in questo, certamente, di tanto in tanto gli dà il suggerimento giusto. Ecco come appaiono qui l'imparare e l'insegnare. Ciò che si impara non è una tecnica, vedete? Comprendere e padroneggiare una tecnica. Invece qui ciò che si impara non è una tecnica, si imparano giudizi corretti. Ci sono anche delle regole, ma non formano un sistema e solo l'individuo esperto può applicarle correttamente, questo è il punto decisivo, a differenza delle regole di calcolo. Cioè, dal punto di vista dei programmi dell'intelligenza artificiale, sono le regole che rendono qualcuno esperto, mentre qui è l'individuo esperto che può applicare correttamente le regole.
Ora, in una formula, e questo è il lato anticompatibilista di Wittgenstein, si potrebbe dire che l'intelligenza artificiale impara una tecnica, ma non impara giudizi corretti da questo punto di vista. Io quando ho detto questa cosa in un altro contesto, mi è stato obiettato che esistono un mucchio di programmi studiati proprio nell'ambito dell'intelligenza artificiale che sono gli eredi nobili della macchina della verità, che sanno individuare un mucchio di criteri per stabilire se uno è sincero, non è sincero, dalla tonalità della voce, insomma, da un mucchio di cose. Ecco, questo mostra da un certo punto di vista che quelli che programmano l'intelligenza artificiale sono consci di questa distinzione tra applicare le regole e fare giudizi corretti. Ecco. Il problema è che uno potrebbe dire, vabbè, questo vale in ambiti molto specifici perché qui è questione dell'arte, di queste cose qua. No, Wittgenstein non parla di situazioni straordinarie, giudicare un'opera d'arte, parla di una cosa che fa parte delle nostre interazioni normali, insomma, riconoscere la sincerità di un altro, la sua onestà, che sono condizioni della nostra vita sociale. Allora, qui fate attenzione, l'obiettivo di Wittgenstein non è sicuramente quello di criticare l'intelligenza artificiale, che non sapeva neanche probabilmente che cos'era, è eventualmente mettere in discussione una linea di tendenza del suo pensiero che era proprio che è quello che potrebbe essere più favorevole e più utilizzato nell'ambito di una ideologia dell'intelligenza artificiale. Quindi io direi che, e con questo concludo, direi che forse è più proficuo, più interessante non cercare il supporto in Wittgenstein per l'intelligenza artificiale, ma vedere i suoi lati di critica, perché un programma procede, può forse migliorare, se prende in considerazione i suoi limiti e chi in qualche modo vede i suoi limiti. Fate attenzione che qui non c'è niente di umanistico, cioè non è che qui Wittgenstein sta rivendicando l'umanità dell'uomo rispetto alla meccanicità della macchina. Sta semplicemente cercando di vedere come noi usiamo i nostri concetti di pensare, di comprendere, e come questi siano intessuti nelle nostre relazioni anche più quotidiane. Noi potremmo anche rinunciare al giudizio degli esperti, perché dovremmo basarti su questo giudizio degli esperti, ma possiamo rinunciare a un mucchio di cose, possiamo rinunciare all'arte, al calcio, alla cioccolata calda con la panna, possiamo rinunciare a un mucchio di cose, ma il problema è che cosa ci guadagniamo a rinunciarci? Finito.